con tutti questi impegni, lei cosa fa per rilassarsi? Ma guardi, intanto bisogna organizzarsi bene la vita. Per me, ad esempio, è fondamentale andare a correre per i campi, cioè, questa è l'unica attività sportiva che faccio, palestra e correre per i campi. Cavallo una volta ogni mese se ce la faccio. Ma lei cavalca, sì? Sì, se ce l'ho a Bene. casa io il Sì. cavallo. Come si chiama il suo cavallo? Quello che ho adesso è Royal Cal, è un cavallo americano. Fra l'altro è un vecchiotto, cioè ce l'ho perché se lo vendo lo ammazzano. Ah, E quindi ce l'ho io, ho 30 anni. senta, se quei famosi 61 bibanesi di inizio trasmissione non l'avessero votata e lei avesse precocemente abbandonato la politica, a che cosa si sarebbe dedicato? Sicuramente non avrei fatto un lavoro caotico e incasinato, magari facevo il giornalista. Magari. Senta, proprio questa è veramente l'ultima. C'è un oggetto, una foto, un ricordo a cui lei è particolarmente legato e che ha segnato la sua vita personale o professionale? Ma guardi, le sembrerà una banalità, per me è, come si dice, la laurea, cioè, perché Un pezzo comunque di per me carta. è stato il raggiungimento di un obiettivo. Io ho fatto ancora la laurea quando tu ti iscrivevi e dovevi arrivare al quinto anno con la tesi, non che la facevi a singhiozzo e ogni tanto ti davano un diploma per strada. Quindi se non arrivavi Con alla il vecchio fine... ordinamento, insomma. Esatto, se non arrivavi alla fine buttavi via tutto il lavoro che avevi fatto. Per me è stato un obiettivo, io vengo da una famiglia umile, dove i miei genitori hanno la quinta elementare, mia nonna ha imparato a scrivere e a leggere perché mio nonno ha sempre fatto l'emigrante, è stato negli Stati Uniti e è nato in Brasile nel 1896 e poi è andato a emigrare durante la grande crisi a New York. E mia nonna, siccome non riusciva a comunicare, ha dovuto imparare da sola a leggere e scrivere. E in tutto questo contesto, pensare di avere il primo nipote e il primo figlio laureato, penso che sia un bel obiettivo, no? Anche del riscatto sociale, perché i Veneti non sono dei somari.